Venne eretta agli inizi del Cinquecento assieme all'attiguo convento delle Agostiniane, a filo del canale di San Giuseppe sulla sinistra e di fronte ad un campo, punto di transito verso Sant'Elena e la riva dei Giardini. In quella zona c'erano isolette e terreni paludosi, di qui il nome Paludo, che vennero bonificati per favorire nuovi insediamenti abitativi, necessari per le esigenze di lavoro del vicino arsenale. La chiesa venne consacrata nel 1543 e dedicata a San Giuseppe, sposo di Maria, non a caso una figura di operaio, in una zona popolare abitata dalle maestranze dell'arsenale. Venne ultimata nella seconda metà del Cinquecento sotto il patronato della potente famiglia Grimani, con la costruzione dell'altare maggiore nel 1563 e con la pala del Veronese. Poi nel 1595 con il monumento funebre al doge Marino Grimani. La facciata, di cui è ignoto il progettista, è lineare, di stile classico, con aperture essenziali, chiusa da coppie di lesene a sostegno di un semplice timpano. Di rilievo, nell'elegante portale d'ingresso, il bassorilievo con l'adorazione dei magi di Giulio del Moro. L'interno rivela una stupefacente ricchezza decorativa, a cominciare dal soffitto. Le illusioni prospettiche barocche e le prospettive architettoniche, secolo XVII, sono opera di Torri. I tondi sono opera coeva di Pietro Ricchi detto il Lucchese. Tondo centrale, affresco San Giuseppe in Gloria, tondo laterale, verso l'entrata, affresco la Gloria di Santa Monica, tondo laterale, verso il presbiterio, affresco la Gloria di Sant'Agostino. L'interno è a una sola navata, con presbiterio e abside e due piccole cappelle, con altari laterali e un grandioso monumento funebre. Nel luminoso presbiterio la pala d'altare L'Adorazione dei Pastori, un'opera suggestiva del periodo tardo di Paolo Veronese, circa 1583, ispirata ad una genuina sensibilità religiosa, che il doge Marino Grimani volle per onorare il padre Girolamo, il cui ritratto si cela dietro il volto di San Girolamo. Attorno e sopra la porta laterale si sviluppa il sontuoso monumento funebre al doge Marino Grimani, 1605, e alla moglie dogaressa Morosina Morosini, 1613, costruito fra il 1595 e il 1605, dunque ancora vivente il doge, da Gerolamo Campagna e Francesco Smeraldi detto Fracà, proto di San Marco, su progetto di Vincenzo Scamozzi. Secondo altare a sinistra, dedicato alla Natività e pure detto di Giovanni Vrana, ammiraglio dell'Arsenale, sepolto davanti all'altare assieme alla figlia e al genero, o anche di Lepanto. Sul paliotto è espresso a rilievo lo schieramento delle flotte avversarie in occasione della battaglia navale di Lepanto, con scritta dedicatoria e data della vittoria. 7 ottobre 1571, giorno di Santa Giustina. Pala a bassorilievo in pietra, presepio e San Giovanni Battista, 1571, firmata da Domenico Grazioli. Nel primo altare della parete a destra c'è una pala di Jacopo e Domenico Tintoretto con il senatore Boni in preghiera dinanzi all'Arcangelo Michele che scaccia Lucifero. Il secondo altare a sinistra si caratterizza per una esorbitante ricchezza di marmi e colonne per ospitare la pala con Padre Eterno e santi di scuola tintorettiana.